Una risonanza magnetica che rispetto a quelle consuete duplica la potenza e dunque la capacità di avere immagini e diagnosi accurate. Alla casa di cura Rizzola di San Donà di Piave l'inaugurazione del nuovo macchinario destinato a potenziare l'eccellenza clinica e la vicinanza al territorio non solo del Veneto orientale ma di tutta la regione. È una risonanza che utilizza un campo magnetico più potente e ci permette quindi di acquisire delle immagini di qualità superiore con tempi di acquisizione ridotte e quindi di accelerare i percorsi diagnostici. È un passo che consente al paziente di avere più possibilità diagnostiche e nello stesso tempo di averle in tempi più rapidi. Un nuovo macchinario, il primo in tutto il Veneto orientale di questo tipo e che coprirà un ruolo fondamentale per una diagnostica avanzata di precisione e sempre più all'avanguardia. È un ruolo importantissimo in vista dell'evoluzione della sanità che si sta verificando in questi anni. La sanità di oggi, che è molto concentrata sull'acuzie, non è più la sanità ideale che ci servirà nel futuro, in futuro in cui la società sarà caratterizzata da una grande quantità di persone in condizioni di cronicità. Quindi scegliere bene la diagnostica avanzata e gestirla anche dal punto di vista dell'innovazione, anche con strumenti di intelligenza artificiale, è una cosa cruciale per l'evoluzione della sanità nel futuro. È la tecnologia più alta che abbiamo in questo momento nel territorio, quindi è un'opportunità per tutto il territorio, non solo per la Rizzola, che è una struttura privata accreditata che collabora con l'azienda in maniera attiva. Sarà utile infatti anche per migliorare le prestazioni, abbattere i tempi e liste d'attesa, andando a rafforzare il connubio pubblico-privato. Quando la sanità pubblica non è più in grado di sostenere determinate richieste, ci siano poi nel privato chi ha il coraggio di affrontare determinate spese e poter dare comunque un servizio importante ai cittadini. Siamo molto orgogliosi di questo investimento, il mondo della sanità è in continua evoluzione, è un mondo anche un po' in difficoltà, che ci sia il privato che investe chiaramente ci dà un aiuto, ci dà un sostegno per affrontare queste sfide del futuro.